Abitava qui Roberto Di Segna, 57enne alpinista esperto in questa zona residenziale di Fellette di Romano Dezzelino. I vicini di casa lo ricordano tutti quanti come una persona buona e generosa. È una brava persona. Eh, Basta, un gran lavoratore, basta. Eh, Mi veniva anche delle volte a darmi una mano qua, tra vicini e casa, buoni amici, ecco. Di carattere com'era? Buono, buon, bene, bene, grazie. No, era una brava persona. Lui era buono, tranquillo, bravo, casalingo, sì, sì, molto educato, sì, 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 sì. Come ha saputo la notizia lei ieri? Ma ero qua ieri ed è mio qua suo fratello a dirmi: guarda, devo dirti una cosa anche a te. Che ha detto: cosa è successo? Così casca Roberto, ma cascato dalle scale? No, incorlata, non so dove chi era, perché non so. E dove qua no, dai in Val d'Aosta, invece dai, ecco, basta. Dopo il riconoscimento da parte dei parenti più stretti si attende il nulla osta per la sepoltura. Sotto shock anche il sindaco, nipote della vittima. Evidentemente il momento è triste ed è la tragedia che si è consumata trova me impreparato, trova tutta la famiglia impreparata. La morte è stata provocata dall'impatto dopo un volo nel vuoto di 300 metri. La causa della caduta potrebbe essere la rottura di una fettuccia usata per la discesa in corda doppia. La montagna era nel destino di Di Segna, dal Monte Grappa al Paradiso. Per parafrasare la sua vita, lavorava per poter andare in montagna e godersi la montagna in libertà, e libertà è uno di quei termini che è ricorso spesso in queste ore in cui lo abbiamo ricordato a casa con amici, parenti, chi è venuto a trovarci. Nella famiglia e nella comunità ora resta il dolore e il vuoto di un'assenza. Sicuramente la prima cosa da fare è ringraziare tutti quelli che in queste ore sono stati vicini alla famiglia e ai fratelli di Roberto, compreso mia mamma, perché c'è stato grandissimo affetto e nel ricordo di Roberto, che era una persona umile, generosa e buona.